altro i musicisti della musica d'ordinanza. E da quasi 6 anni che siamo insieme, stiamo facendo un buon lavoro e stasera vi posso garantire, ma avete sentito, ho suonato benissimo. L'ambiente ce l'ha permesso, voi ce l'avete concesso, quindi grande, caloroso applauso. Si conclude con 2 inni. Quest'anno, visto che abbiamo fatto un buon lavoro, vogliamo donarlo anche a voi. Stiamo proponendo il nostro inno, che è meglio conosciuto come 33, ma questa volta in versione originale. C'è stato ancora una volta uno dei nostri componenti che l'ha scelto da dietro. È riuscito, applauso. Si è appena lavorato sulla fondazione per banda con il massimo di voti, 110 voti, abbiamo suonato anche noi per lui. È riuscito a trovare lo spartito originale di Palazzi, che dice qualcosa, capitano di fanteria, ha scritto lui, e finalmente siamo riusciti ad ottenere la versione originale. Lui l'ha strumentato per la nostra banda, fanfara, musica d'ordinanza, prima di lui, e oggi ve la facciamo sentire. Quindi ascoltatela con le orecchie ben aperte. Non cambia tanto, nel senso non stravolgiamo la vita, ma è importante mantenere le tradizioni, ma se c'è un po' di innovazione e di correttezza, la cosa più importante che noi cerchiamo di fare. Perché, vi spiego velocemente, tramandandosi via orale, lo scritto è stato preso, questo conosciuto qui, tante bande delle fanfare la suonavano, i direttori la trascrivevano per accelerare soprattutto gli amanti che la eseguivano. Ma noi, essendo una banda per fanfare di professionisti, ecco ce la facciamo la versione originale. Concludiamo con il canto degli italiani, anche esso versione originale, come ben sapete dal 2017 il nostro libro è il canto degli italiani. Era prima era il provvisorio, ma adesso dal dicembre 2017 il canto degli italiani è il nostro libro ufficiale. Quindi grazie ancora, l'applauso a voi, buona serata, ne approfitto, buone feste, buon Natale a tutti quanti voi e alla giornata. Non posso non dirlo, non ce l'ho fatta, stavo andando a prendere il cartello, eravamo messi d'accordo che non te lo devo dire, lui me lo sa. Ha penso